Seconda corsa dall'Arcoveggio, una prova per cavalli di 2 anni, vincitori da 3 a 15.000 euro in carriera, il premio Metello OM, cavallo che ha un po' lanciato Roberto Andreghetti nell'Olimpo dei drivers. Si va in partenza, una corsa con 5 partecipanti, in cui il favorito è il numero 2 di Mistral Gagnon, cavallo danese di Alessandro Gocciadoro. Macchina in movimento. All'1 Hilary Fox, Emanuele Matteini, 2 Mistral Gagnon, Alessandro Gocciadoro, 3 Igea Trio, Giuseppe De Filippis, 4 Ringo dei Rum, Riccardo Pezzattini, 5 Indios Barsa, Francesco Virzi. 1,65 Mistral Gagnon, 4 Igea Trio, 5 Ringo dei Rum, 8 Hilary Fox, 70 Indios Barsa. Macchina in accelerazione, tutti bene a rete. Tenderà a trarsi dal numero esterno Indios Barsa. Parte con cautela anche i Ringo dei Rum. Partiti. Igea Trio cerca di scavalcare Mistral Gagnon e ci riesce all'imbocco della prima piegata, mentre Mistral Gagnon confonde il passo e sbaglia. E così Igea Trio al comando nei confronti di Hilary Fox. Numero poi 2 Mistral Gagnon squalificato. I Ringo dei Rum, Indios Barsa, la squalifica per Mistral Gagnon. 16,1 i primi 200 metri di corsa tranquilli, con i quali Igea Trio ha preso l'iniziativa, ha strappato 50 metri per saltare il grande Mistral Gagnon, poi ha preso subito in mano Giuseppe De Filippis, che viene a completare i primi 400 metri in 33. Sulla curva di sinistra in vantaggio Igea Trio nei confronti di Hilary Fox, Ringo dei Rum e Indios Barsa. 600 metri iniziali in 49,5, si viene sotto alle tribune con battistrada sempre Igea Trio che controlla le operazioni. C'è la mossa al largo da parte di Ringo dei Rum che viene all'attacco di Igea Trio. Cerca posto secondo poi Riccardo Pezzattini, posto lì però non c'è, perché Hilary Fox ha perso una battuta sull'allungo secco, ma poi si è ripresa bene. 15,6 sotto alle tribune, una frazione in accelerazione. Con Igea Trio che continua in vantaggio, i Ringo dei Rum all'esterno, Hilary Fox a contatto. Frazione in 15,7 per la piegata, 1,21 il primo chilometro. Igea Trio ora riallunga, all'esterno sempre i Ringo dei Rum, poi Hilary Fox, gli altri più indietro con Indios Barsa in quarta posizione. 14,2 la retta di là, 1,35,4 i 3/4 di miglio, con in vantaggio sempre Igea Trio che ha respinto il primo affondo di Ringo dei Rum, il quale prova a ricaricare le pile in scia alla leader. Igea Trio che allunga però all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Igea Trio in netto vantaggio. Igea Trio che viene a cogliere un franco successo. Al secondo posto finisce i Ringo dei Rum, al terzo c'è Hilary Fox. 2,4,8 per la vittoria di Igea Trio. Giuseppe De Filippis in salchi per il training di Marco Azzaroni del team Leoni e i colori della scuderia. Trio 3-4-1 in numeri, il probabile arrivo della seconda corsa dall'Arcoveggio di Bologna.